iniziare proprio con lei che questa sera gioca in casa, gioca a un paio di chilometri da qui, è proprio nata lei. Signori, se volete l'applauso forte forte l'accogliamo così in mezzo alla pista, Lia! Grazie! Grazie di cuore! Allora Lia, io direi di iniziare con una canzone straordinaria, è stata la colonna sonora di un film che è fine anni 90, inizio anni 2000, beh, l'hanno visto tutti quanti. Andiamo in nave, in questo caso la colonna sonora del film Titanic, My Heart Will Go On, Lia per voi. Dedicatissima ad ognuno di voi, grazie!
giusto e sarebbe forse anche superfluo. Io ho visto i vostri occhi proprio incollati su di lei per emozionarsi insieme. Io lo sapete, sono un pochettino di parte. Questa non si sta, però devo dire che da collega anche questa volta, signori, è riuscita a far emozionare tutti quanti con questo grande successo. Complimenti Lio! Bravo! Bravo Lio! Grazie a tutti. A questo punto, signori, ci spostiamo e andiamo in Messico. Allora, abbiamo scelto questa canzone, visto che tutti quanti conoscono i tarantini che sono dappertutto, sono come il prezzemolo, sono. Ti giri c'è un tarantino, di là c'è un altro tarantino, e porca miseria quanti sono. Allora ce n'è uno però che voi non conoscete personalmente, lui vive in America, è mio zio. Sì. Tuo zio? Facciamo finta che sia mio zio. Si chiama Quentin Tarantino. Lui è un grande regista, no, a parte gli scherzi che qua mi arrivano le querele, non è mio zio, però per uno dei suoi film ha scelto una colonna sonora che a noi è piaciuta tantissimo. Si tratta di un canto popolare messicano, però riarrangiato in questa maniera qua, signori, ve la vorremmo fare ascoltare così. Si tratta della Malagueña Salerosa. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos son los pies. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, excepcionales que sean, no se quisiera, Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza.
glielo dirò a mio zio Quentin che la sua scelta è stata positiva. Allora signori, per noi questa sera è serata un pochettino speciale, anche perché c'è un compleanno speciale. Sì, proprio in casa nostra. La nostra presidentessa del Fans Club, che lei ogni giorno si applica per noi, essendo molto presente sempre su internet e poi informando tutti coloro che vorrebbero informazioni sull'orchestra. Beh, questa sera un piccolo presente te l'abbiamo fatto noi a te. Jessica, vieni pure, con l'applauso, dai! Questa sera ti abbiamo fatto un mazzo concerto. Non si dice così però, No, ma piccolo presente per dirti grazie per tutto quello che fai per noi. Grazie veramente con il cuore. Tanti auguri Jessica! E allora signori, come promesso, noi non ci fermiamo questa sera, andremo avanti fino alle 6 del mattino. Quindi mi raccomando, tanta energia ancora insieme a noi, le richieste sono ancora tante, mari monti, faremo anche quella, però adesso vorrei accontentare tutti quanti i ballerini, magari facendo poi dei moderati, delle cumbie, partendo magari con la grande musica italiana. E vi ricordo ancora una volta che lì al gazebo c'è la nostra Niki. Ciao Niki. Beh, con i nostri pupazzi, con le sciarpe, e poi potrete fare la tessera del Fans Club proprio con Jessica, che vi darà modo di avere degli sconti su tutto quanto il nostro merchandising, e poi sarete inseriti su un gruppo e informati su tutto quello che farà parte dell'orchestra. Signori, per adesso, da parte mia un abbraccio veramente speciale, grazie, per noi è il secondo anno qui e come dice il detto non c'è due senza tre, quindi anche l'anno prossimo io spero di essere ancora dei vostri. Un applauso però non a noi ma a tutti gli organizzatori della festa e tutti i ragazzi che stanno lavorando questa sera e lo faranno per anche le successive. Grande Daniele! Grazie! E si Daniele!